Bentrovati da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. 11 bare di migranti, fra cui quella bianca di una bambina di 6 anni, giunte a Porto Empedocle. Il dolore tra i presenti davanti le vittime delle ennesime tragedie del mare. In Sicilia mancano 180 milioni di metri cubi d'acqua. Il ministro Musumeci oggi ha il punto su Telecolor sulla crisi idrica nell'isola. Il governo Meloni ricorda ha istituito una cabina di regia, ma non si possono risolvere in un anno i problemi dell'ultimo mezzo secolo. A Nicolosi, nel catanese Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Forestale fanno le prove generali di coordinamento sul fronte incendi in vista dell'estate, simulato un intervento su un edificio in fiamme. Discarica abusiva sequestrata a Milazzo, nel Messinese, il letto del torrente Mela deturpato da materiali di demolizioni e lavorazioni del manto stradale. Siculiana, nell'Agrigentino, assegna la cittadinanza onoraria post mortem ad Ayrton Senna. La famiglia dell'indimenticato campione brasiliano, leggenda della Formula 1, era di origine siciliana. Sole, caldo e cultura. Nel fine settimana in Sicilia il mare, una granita consumata all'aria aperta a Siracusa, dove proseguono gli stati generali del cinema. Al Massimo di Palermo la versione teatrale del film Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese. Calcio, il Catania chiamato a ripagare l'affetto del proprio pubblico, tutto esaurito al Massimino per il derby col Messina. I rossazzurri vogliono evitare i play-out e i giallorossi vicinissimi alla salvezza matematica. In Serie B, Palermo di scena nel pomeriggio a Cosenza. I rosanero si affidano a Brunori e Mancuso per blindare il quinto posto. Ancora buongiorno, noi apriamo il nostro telegiornale con un'immagine che rinnova il dolore, quella delle bare dei migranti che arrivano nel molo di un porto siciliano. Tra queste c'è la piccola bara bianca, quella di una bimba di 6 anni morta appunto fra le acque verso il sogno di arrivare a Lampedusa. Vi portiamo appunto a Porto Empedocle, queste le immagini di oggi. Davide Sarto. Purtroppo si tratta di un rito che si ripete costantemente secondo una macabra cadenza, ovvero il trasporto da Lampedusa a Porto Empedocle delle salme dei migranti morti durante la traversata del canale di Sicilia. Giovedì scorso è avvenuto l'ultimo naufragio che ha provocato 9 morti, tra cui una bambina di 6 anni. Le relative bare e anche altre giacenti in precedenza nell'isola sono state trasferite a Porto Empedocle. Ad accoglierle sono stati diversi sindaci ed il prefetto Filippo Romano, attoniti e increduli dinanzi all'ennesima tragedia. Oggi in particolare la scena si ripete in maniera più impressionante perché abbiamo avuto ben 9 morti in un solo evento. Il naufragio in acque SAR maltesi a 30 miglia nautiche da Lampedusa verso sud, quindi grosso modo a metà strada con la Tunisia. La bimba di 6 anni verrà seppellita nel cimitero di Favara, dove vengono tumulati quasi sempre i bambini migranti che perdono la vita nel viaggio verso Lampedusa. Le altre bare andranno a San Biagio Platani, Santa Elisabetta, San Buca di Sicilia, Raffadali, Ravanusa, Campobello di Licata e 4 a Palma di Montechiaro. Nell'isola mancano 180 milioni di metri cubi di acqua, praticamente la metà di ciò che servirebbe. A parlare il ministro Nello Musumeci, che sarà ospite nel corso della puntata di oggi di Il Punto, condotta da Luca Ciliberti. Noi vi proponiamo in anteprima un interessante stralcio. Sentiamo. Quello che abbiamo potuto apprendere in sede di cabina di regia nazionale, alla Sicilia mancano circa 180 milioni di metri cubi d'acqua per arrivare normalmente, ordinariamente, senza allarme, al 31 dicembre del 2024. Quanti sono? Perché io voglio dire, mi perdo con questi numeri. Sono tanti? Sono quasi la metà di quello che ordinariamente servirebbe alla nostra isola, perché le dighe, lo ricordo, forniscono acqua ai centri abitati e forniscono acqua anche
per uso agricolo e industriale. La verità è che è mancata una sana programmazione. Il governo Meloni ha istituito una cabina di regia, siamo 5 i ministri che facciamo parte di quella cabina, guidata da un esperto che non a caso si chiama Dell'Acqua. Sì, sì. E ci siamo già riuniti 2 volte, si è capito che il problema non si risolve in un anno dopo 40-50 anni di distrazione. Le fiamme minacciano un edificio a Nicolosi, ma in realtà è solo una esercitazione interforze di protezione civile, vigili del fuoco e forestale. Sono prove di coordinamento in vista di una estate che si annuncia bollente. Lorena Dolci. Noi con i mezzi ci posizioniamo a fronteggiare quando la linea del fuoco non si avvicina alla struttura. L'ispettore Meli dei Vigili del Fuoco coordina gli sforzi per domare un incendio che minaccia un edificio nella zona di Nicolosi. È solo un'esercitazione interforze, ma è tutto vero, tranne le fiamme. Non accendiamo il fuoco, nei giorni precedenti abbiamo preparato delle cataste di legno proprio per la simulazione, però oggi le condimeteo non ci permettono di fare la simulazione al 100%. Ma oggi simuliamo naturalmente delle prove di spegnimento incendi, ma soprattutto il coordinamento tra vigili del fuoco, forestale e volontariato, e stare insieme sul campo, muoversi in sintonia, in perfetto coordinamento al fine di rendere l'intervento più efficiente. In campo 300 tra uomini e donne di protezione civile, forestale e vigili del fuoco, fra loro anche tanti volontari come questa psicologa. Sono sia una psicologa che una volontaria e nel momento del bisogno posso fare entrambe le cose. Intanto le fiamme, solo immaginarie, si avvicinano. Come vedete nelle immagini del drone girate da Sergio Rotondi, è il momento di entrare in azione. Vi preoccupa l'estate che è alle porte? L'estate preoccupa, sì, appunto per le previsioni siccitose. Ricordiamo che siamo in emergenza idrica e per le temperature alte che si profilano. Ma siamo pronti? Il sistema di protezione civile sta facendo il possibile. Queste sono le persone che devono essere recuperate e che vengono adesso accompagnate fuori dalla struttura in fiamme. Come si sente? Adesso un po' meglio, mi sento tranquillizzata. Adesso andiamo alle agenzie. 6 persone sono state arrestate con l'accusa di far parte dell'associazione a delinquere di stampo mafioso Borgata, legata al clan mafioso Santa Panagia a Siracusa. Il GIP del Tribunale di Catania ha emesso ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti appunto di diverse persone, tra queste Gianclaudio Assenza, 29 anni, Salvatore Barresi, 47, Danilo Greco, 38, Robert Iacono, 24, Johnny Pezzinga, 24 anni, e Davide Pincio, 51. Il gruppo si occupava di traffico di sostanze stupefacenti, detenzione appunto di armi, estorsioni e danneggiamenti finalizzati, secondo gli inquirenti però gli indagati avrebbero messo in piedi un giro di bische clandestine, ma ovviamente di questo vi riferiremo nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. La Guardia di Finanza di Messina ha prima individuato, poi sequestrato una ampia superficie adibita a discarica abusiva, si parla di 3.000 metri cubi circa, a ridosso dell'alveo del torrente Mela, nel Messinese. Francesco Triolo. 3.000 metri cubi adibiti a discarica abusiva, c'era di tutto, in particolare materiale da risulta provenienti da demolizione o lavorazioni del manto stradale, il granulato bitume, il cosiddetto fresato di asfalto. La scoperta della Guardia di Finanza di Messina è avvenuta nell'alveo del torrente del Mela, un'area in uso ad una società che adesso è stata sequestrata nell'ambito del controllo delle fiamme gialle per la tutela dell'ambiente in collaborazione con i funzionari dell'ARPA. Le indagini dei finanzieri sono state avviate dopo aver individuato l'area con un sorvolo da parte di un velivolo della sezione aerea di manovra di Catania nel corso di una missione addestrativa nell'area del torrente Mela. Dalle immagini catturate dai sensori a bordo dell'aereo è stata notata la presenza di mezzi pesanti per la movimentazione terra. Dai riscontri successivi è stata avvalorata l'ipotesi ed è stato accertato come l'area fosse effettivamente destinata allo stoccaggio e al deposito illecito di rifiuti. Il titolare, la società proprietaria del terreno, è stato denunciato al Tribunale di Barcellona per le violazioni delle norme in materia di tutela ambientale e l'area è stata sequestrata per evitare compromissione dell'ambiente naturale e del letto del fiume Mela.
4 auto in fiamme la scorsa notte a Palermo, il maxirogo divampato all'alba in via Mongitore è probabilmente di origini dolose. I carabinieri hanno già sentito i proprietari delle vetture ed esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Lo storico Hotel delle Palme di Palermo, il fulcro del lusso del secolo scorso, torna di proprietà di un gruppo palermitano. Dopo la ristrutturazione è stato infatti riacquistato per quasi 30 milioni di euro. Non si tratta solo di un albergo, ma di un pezzo della storia della città di Palermo. Maglio Viola. Il Grand Hotel delle Palme torna in mani siciliane dopo anni di controllo da parte di una multinazionale del turismo di lusso internazionale. Lo storico hotel di via Roma è stato infatti acquisito dalla Aeroviaggi, appartenente alla famiglia Mangia, segnando un importante rientro di questo marchio storico della città sotto la gestione italiana. L'affare è stato concluso con una spesa di circa 30 milioni di euro e con il sostegno di Unicredit. Ma non si tratta solo di un ritorno in mani siciliane. Per il gruppo Mangia è un passo avanti nel turismo di lusso. 123 stanze con una capacità di 250 ospiti, l'albergo è stato ristrutturato di recente. Ma l'Hotel delle Palme per Palermo non è soltanto un albergo, è il grande teatro degli eventi della storia palermitana e siciliana. Tra le sue mura si nascondono racconti di spie assassinate, giornalisti stranieri scomparsi e scrittori morti in circostanze misteriose, tutte eventi legati in qualche modo ai loschi affari della mafia italo-americana del secolo scorso. Alcune delle sue suite sono state testimoni di eventi storici e di ospiti permanenti, come il barone Giuseppe Di Stefano, che visse qui fino all'età di 91 anni, confinato in questo luogo di lusso da una sentenza pronunciata da Cosa Nostra. Nelle sue stanze Wagner trovò l'ispirazione per scrivere il Parsifal. Il Grand Hotel delle Palme, insomma, non è solo un albergo, ma il simbolo delle due anime di Palermo, la città splendida e quella degli intrighi. Siculiana nell'Agrigentino assegna la cittadinanza onoraria post mortem ad Ayrton Senna, la leggenda della Formula 1, 3 volte campione del mondo. La famiglia dell'indimenticato campione brasiliano era infatti di origine siciliana. Davide Sarto. Il suo ceppo, le sue origini. I trisavoli paterni di Senna si conobbero in Brasile, dove emigrarono da Siculiana agli inizi del Novecento alla ricerca della loro terra promessa. In Sud America i due siculianesi si sposarono e poi uno dei nipoti regalò al mondo la leggenda Ayrton Senna, capace di vincere 3 volte il campionato del mondo di Formula 1. È quel ponte virtuale che lega la Sicilia alla memoria del pilota brasiliano, tra i più amati di sempre, sarà rinsaldato attraverso 2 iniziative promosse dal Comune di Siculiana, che assegnerà la cittadinanza onoraria post mortem a Senna, dedicandogli un museo. Abbiamo individuato l'immobile dove la famiglia Senna risiedeva, quindi c'è tutto un progetto che, oltre all'allestimento previsto all'interno della torre dell'orologio, ci sarà anche un museo diffuso con diverse tappe per scoprire tutta la storia e farla rivivere ai visitatori. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra pochissimo per darvi alcune indicazioni su quello che sarà il fine settimana in Sicilia. Sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo, del sole, del fine settimana in Sicilia naturalmente, dunque il mare sarà certamente una meta o perché no anche qualche colazione all'aria aperta, ma resta la cultura uno degli obiettivi principali, visitatissima ancora la mostra di Mito Rai e noi siamo andati a Siracusa. Le opere di Igor Mito Rai stanno avendo successo. Al Parco della Neapolis a Siracusa resteranno esposte fino al prossimo anno, ma già in tantissimi le stanno ammirando. Ed anche in questo weekend, tra le destinazioni, molti hanno inserito proprio il parco, favoriti dal bel tempo. Adesso iniziamo a visitare, vediamo com'è. Da dove arrivi? Milano. Io sono già stata qua una volta, però siccome lo ritengo un parco meritevole ho portato anche il mio compagno oggi per visitarlo. Un fine settimana con punte in Sicilia che sfioreranno i 30 gradi. Sole e caldo, binomio perfetto per scoprire tutte le meraviglie. Qui siamo a Ortigia. Cosa c'è di meglio se non una pausa in Piazza Duomo? Non c'è niente di meglio. È una bella passeggiata veramente. Ci stiamo godendo la prima granita.
Proprio qui, al Castello Maniace, si sta vivendo un weekend all'insegna del cinema. Più di 200 tra attori, registi e personaggi dello spettacolo coinvolti. Si parla di audiovisivo e del suo futuro. Mentre fuori ci sono flotte di turisti, anche al mare, tutti baciati dal sole. Al Teatro al Massimo di Palermo, da ieri fino al 20 aprile, in scena Perfetti Sconosciuti. Prima regia teatrale di Genovese, il film culto dal cinema al teatro. Marco Gullà. Lei mi critica sempre. Alla fine standing ovation per tutti. Dopo lo straordinario successo della pellicola cinematografica è arrivata in teatro Perfetti Sconosciuti, in scena da ieri al Massimo di Palermo. Il regista Paolo Genovese firma quindi la sua prima regia teatrale, portando in scena l'adattamento di una brillante commedia sull'amicizia, sull'amore e sul tradimento. La trama ovviamente è quella del noto film. Durante una cena un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità, mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo tra loro messaggi e telefonate. Dal cinema al teatro, cosa cambia? Le differenze sono che nel film guardi molto dentro i personaggi, la telecamera, la macchina da presa indugia molto sui primi piani, sui piani a due, le relazioni intime, scava molto. Qua hai un totale, come si dice in gergo, quindi vedi sempre tutto. Vedi le reazioni e le azioni di questi 7 amici che poi forse così amici non sono. Non Rocco Burcilli che rifà tette e culi in un ambulatorio di periferia a prezzi modici. Sto periodo faccio anche il 2 per 1. Amore, mai sentito? Ma approfittiamo. Rispetto comunque il testo è molto teatrale perché sono tutti chiusi in una casa, quindi si presta molto come testo teatrale, e il valore aggiunto è che c'hai tutti e 7 gli attori, che quindi riesci a guardare le reazioni di tutti e riesci a guardare le facce, gli sguardi, cogli anche cose che normalmente magari in un film non riesci perché magari c'hai i primi piani e quindi non sai gli altri come reagiscono. Come fate cognome sta Marica che magari glielo rifatte io. Adesso ci fermiamo ancora, in chiusura del TG ci sarà il calcio e rientreremo occupandoci dell'imminente derby tra Catania e Messina. Di fronte all'entusiasmo del pubblico rossazzurro, con il Massimino che registra il tutto esaurito, il Catania tenterà di salvare domani il suo campionato nel derby che appunto andrà in scena. Marco Carli. Mancano ormai gli aggettivi per descrivere i tifosi del Catania. Il sold out del Massimino per la partita col Messina racconta più di tante parole il sentimento che il pubblico prova per la squadra rossazzurra. Il vicepresidente Grella ha gradito e ringraziato, aggiungendo: adesso tocca ai giocatori. Appunto, tocca a loro, perché il cammino fin qui portato avanti, soprattutto nel 2024, è lontano 1000 miglia da quello sperato. Dovremo ricambiare questa ennesima fiducia con una prestazione importante, una prestazione che soddisfi i nostri tifosi sotto ogni punto di vista. L'allenatore ripropone Furlan in porta, la difesa conta sui soliti noti con Castellini che non tira il fiato mai. A centrocampo in 4 per 3 maglie, Quaini, Welbeck, Zammarini e Peralta. In avanti probabile di Carmine con Cianci, non ci sarà Sturaro. Questa settimana ha partecipato inizialmente al lavoro con i compagni, però non è ancora pronto. Manca il giocatore, manca tanto sul campo, però anche questa sua voglia di, come un po' il cane che si morde la coda, no? Vorrebbe in tutti i modi dare il suo contributo, e proprio per fare quel passetto in più poi un attimino, però io credo che sia in una fase di recupero e non andiamo a rischiare. Anche il derby sarà seguito da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live che cominceranno mezz'ora prima del fischio d'inizio della partita e si chiuderanno con le interviste ai protagonisti. Adesso andiamo in casa del Messina, che certamente è a un passo dalla salvezza matematica. Sergio Colosi.
Tradizione, classifica, obiettivi e rivalità. C'è tutto nella trasferta del Messina a Catania, terzultimo appuntamento stagionale. La squadra di Modica, virtualmente salva dopo la vittoria di domenica scorsa sul Monterosi, può centrare l'obiettivo stagionale senza giocare. Se oggi il Monterosi non dovesse battere il Giuliano e domani la Turris fosse sconfitta a Latina, Messina matematicamente salvo, perché avrebbe la certezza dei 9 punti di vantaggio sul penultimo posto e non potrebbe essere raggiunto dalla Turris. Incastri e combinazioni non impossibili, ma i giallorossi guardano anche oltre al sogno dei play-off, cullato e puntualmente svanito nell'ultimo mese e mezzo e tornato ancora d'attualità con una sola lunghezza di ritardo dalla top 10 della classifica. Il Messina ci prova per l'ennesima volta, dopo aver fallito i precedenti tentativi contro Giuliano, Crotone e Foggia. Modica ritrova Polito ed Emmausso decisivo all'andata. Dall'impiego del secondo dipende il modulo. In discrete condizioni Lie e Ortisi, ma Salvo e Dumbravano sembrano favoriti per una maglia da titolare. Plesciaro, Safi e Zunno, protagonisti contro il Monterosi, sono intoccabili e meritano la riconferma. Serie B, Palermo in campo oggi pomeriggio a Cosenza. Mignani si affida alla coppia Mancuso-Brunori, dubbio in porta rosanero che vogliono consolidare il quinto posto in classifica. Marco Gullà. C'è il cartello che campeggia con scritto lavori in corso, ma il Palermo ha davvero poco tempo per apprendere i nuovi dettami del suo allenatore. Deve iniziare a fare risultati a partire dalla partita di oggi pomeriggio a Cosenza. Nonostante Mignani abbia detto che adesso i rosanero hanno più certezze, non è del tutto chiaro come il Palermo scenderà in campo dal primo minuto. Assenti Lucioni e Di Mariano per squalifica e Ranocchi e Vasic per infortunio, il neotecnico rosanero dovrebbe riproporre lo stesso assetto tattico visto contro la Sampdoria, ovvero con una difesa a 3, un centrocampo con 5 uomini con il jolly di Francesco ad agire liberamente anche da sottopunta e l'attacco a 2. Il primo ballottaggio è in porta ed è lo stesso Mignani ad averlo ammesso in conferenza stampa, svelando di star valutando tutte le ipotesi, Piacelli o Desplanche. Intanto Mignani in settimana ha lavorato molto sull'aspetto psicologico della sua squadra. Io provo a lavorare per quelle che sono le mie idee, provo a cercare di liberare mentalmente i calciatori, perché mi piacerebbe molto avere soluzioni per andare a far male all'avversario, e poi penso anche che se il possesso di palla lo abbiamo noi è più difficile che l'avversario ci faccia gol, però dobbiamo dal mio punto di vista ritrovare quella serenità che magari i ragazzi avevano all'inizio del campionato, per cercare di gestire bene la palla, per cercare di fare più possesso, di farlo più pulito. Mignani in avanti, dalle chiavi a Brunori e Mancuso, il Cosenza lotta per scansare i play-out. Tutino, l'ex rosanero, è in grande forma e guiderà l'attacco dei calabresi. Fischio d'inizio alle 16:15. E il telegiornale è finito, a tutti voi grazie per averci seguito, vi ricordo tra poco il consueto spazio dedicato al programma di approfondimento Il Punto con Luca Ciliberti, ospite oggi il ministro Nello Musumeci. A tutti un buon proseguimento di giornata.